È una fetta di storia di Chiavari e dell'intero comprensorio. Il premio Turio Copello, assegnato ogni anno dalla Società Economica Chiavarese, nasce dalla lungimiranza di due signore chiavaresi, entrambe vedove, che intitolarono questo riconoscimento con i cognomi dei loro mariti, Turio e Copello. L'obiettivo è sempre stato quello di valorizzare attività sia in campo artistico sia in campo artigianale. L'origine affonda le radici nel passato. Dal 1872 ad oggi, con dei cambiamenti, logicamente dei rinnovamenti necessari durante la storia, però in realtà poi dal 1983 proprio l'ufficio di presidenza della società economica ha ripreso in mano il premio, lo ha affidato a una commissione nella quale il presidente fa parte dell'ufficio di presidenza, e di anno per anno notiamo effettivamente che questo premio è sempre molto ambito nella cittadinanza, non soltanto ma anche nel comprensorio. Il premio Turio Copello è storico, ma negli anni ha saputo aprirsi alle novità e al mutamento della società. Due nuovi elementi sono stati inseriti nella commissione giudicante, si tratta di Mario Rocca e Vittoria Gozzi. Il riconoscimento 2018 premia anche chi ha saputo interpretare l'artigianato secondo le nuove tecnologie. Quest'anno abbiamo ben 5 premiati, perché oltre alle 2 medaglie d'oro che vengono riconosciute all'artista Enrico Bertozzi e all'Officina 6M come artigiani, abbiamo anche 3 premi, un premio speciale per Stefano Sudermani, il sindaco di Neirone, un premio alla memoria per il compianto Luigi Santini, che è deceduto giusto nel mese di agosto durante la selezione dei vincitori, e un premio alla carriera al famosissimo Enrico Rava, jazzista, che è un amico di Chiavari da sempre. Al termine avremo un piccolo concerto, un intrattenimento musicale di una ventina di minuti, mezz'ora, fatto dalla Giulia Cancedda Trio. Sarà ovviamente sul jazz per fare onore a Enrico Rava, e poi ci sarà il solito rinfresco